Allora, confermate di volere 2 votazioni intanto oggi? Beh, direi che i cittadini ci guardano e ci giudicano e penso che l'idea di fare le 2 votazioni velocizzi di più l'elezione del Capo dello Stato. Noi ci presentiamo con coerenza con Elisabetta Casellati, che è Presidente del Senato e una dei 3 nomi della terna iniziale, per cui oggi andremo a votare questo nome. Però da parte del centro-sinistra su questo nome c'è stata molta contrarietà, hanno detto che questo non è un metodo condiviso di decisione. Insomma, è un alto profilo istituzionale, rappresenta tutti, è la Presidente del Senato, penso che assolutamente il profilo ci sia tutto e ci stia tutto, peraltro persona assolutamente d'esperienza con un curriculum che parla da solo. Abbiamo sentito l'onorevole Boldrini, dice Casellati assolutamente no, è stato l'avvocato di Berlusconi. Quindi è una colpa essere avvocato di qualcuno, non ho capito. Il Partito Democratico Allora nei chiede un prossimi metodo... curricula chiederemo di presentare la lista dei clienti ad ogni avvocato, ma che sistema di ragionamento è questo qui? Il PD chiede un metodo più condiviso, rispetto a questa richiesta come rispondete per i nomi? Rispondo che Salvini ha fatto un bel lavoro, ha portato la terna già da subito, il centrodestra compatto sosterrà la Presidente Casellati e andremo alla conta, vedremo come andrà. Sono convinto che comunque ci siano anche altre forze politiche, altri rappresentanti di forze politiche all'interno del Parlamento tra i grandi elettori che possano assolutamente scegliere la Casellati. Senta Zaia, lei ha dimostrato di essere insieme a tutti gli altri governatori una persona concreta, no? Quindi guardate poi ad amministrare le vostre regioni. L'elezione eventuale della Casellati significherebbe che salta questa maggioranza, salta il governo Draghi. A quel punto poi i governatori, non so, mi sembravate sulla linea del governare il paese, no? Sarebbe grave che perché viene eletta una Presidente, prima donna nella storia, quindi il tredicesimo o la 13ª Presidente della Repubblica donna, salta il governo perché? Penso che ci siano tutti i presupposti invece per stringere i denti, lavorare pancia a terra, arrivare fino al 2023 e poi il Parlamento verrà rinnovato con il suffragio popolare. Ecco, direi invece che dall'esperienza avuta questi giorni, direi che è l'ora di modificare la Costituzione e far eleggere il Presidente della Repubblica dei cittadini. Quindi non state pensando proprio a un nome eventuale se dovesse appunto saltare il governo? No, io day by day, step by step, noi adesso andiamo a votare convintamente Casellati e dopodiché intanto dobbiamo raggiungere questo primo obiettivo, quello di uscirne con il Presidente della Repubblica. Ovviamente il Parlamento è sovrano, lo dice la Costituzione, lo dice la democrazia e poi vedremo. E se però la Casellati non passa, c'è qual è il prossimo? Se domani piovesse dovrei uscire con l'ombrello, ma intanto oggi c'è sole. Ma se lo stallo continua, i presidenti di regione sono pronti a fare una proposta condivisa, visto che in più occasioni hanno dimostrato di raggiungere l'unità e la condivisione su temi importanti come il Covid, la pandemia. Ma guardi, i segretari politici che rappresentano le forze che poi rappresentano i grandi elettori in toto stanno facendo assolutamente un bel lavoro nel centrodestra e penso anche di dialogo per quanto possibile anche tra di loro, tra diverse coalizioni. Il fatto che si acceleri con 2 convocazioni al giorno è assolutamente positivo, perché comunque imprimere un'accelerazione all'elezione del Capo dello Stato vuol dire che comunque si costringe anche ad arrivare al vedo e questo è positivo. Ripeto, la prossima volta speriamo che le eleggano, che sia eletto dai cittadini, ci mettiamo molto di meno, sabato e domenica e si chiude, anzi domenica e lunedì e si chiude. Governatore, parli da corregionale della Casellati. Sì, no, ma io la conosco la Presidente Casellati, la stimo e oltre ad essere una grande professionista per noi veneti, insomma, dopo qualcuno dice che ha clienti che non vanno bene, ma questo a me fa sorridere. Però al di là di questo assolutamente una grande professionista dal punto di vista appunto professionale, persona di esperienza, persona delle istituzioni, ha avuto diversi incarichi di governo e oggi è la seconda carica dello Stato. Penso che l'espressione di pensare di portare la seconda carica dello Stato come candidata alla Presidenza della Repubblica e ovviamente prima donna nella storia non sia cosa da poco, dopodiché il Parlamento è sempre sovrano. Se non dovesse farcela, la Casellati è un po' cercano Se la potete aver bruciata. del Senato, no? Solo i pessimisti non fanno fortuna. Noi 2 che abbiamo studiato tutte le Quanti storie ne sa? di tutte le elezioni dei 12 presidenti è accaduto di tutto. Quindi cerchiamo di accompagnare questa elezione e dopodiché nel rispetto del Parlamento vediamo il risultato. Presidente, ma lei pensa che i cittadini possano
possono avere il dubbio che dietro questa partita del Presidente della Repubblica ci siano altre partite più importanti, tipo la leadership del centrodestra, tipo l'eventuale prossimo governo, insomma altre partite anche personali tra i leader. Ma guardi, questo è un paese che per certi versi vive sempre di retropensieri, di dietrologie. Io sono qui per eleggere il capo dello Stato, appunto. E anzi, prima torno a casa più contento sono. I contagi stanno diminuendo, siamo passati da 25.000 a 16.000 di questa mattina, 2.000 persone in ospedale, ne ho 194 in terapia intensiva, purtroppo 28 decessi, ma insomma la curva ha iniziato a scendere, questo è quello che a me interessa, perché comunque noi dobbiamo uscire da questo incubo. Carina la sua cover. Grazie. Porta bene. Adesso l'unico che non l'ha fatta vedere è Nino Luca. Non l'ho fatto vedere. Dov'è il tuo? Questo? No. È che il mio qua Vabbè, invece. scusate, è iniziato Salvini. Ubi Maior? Minor Cessa.